Pratico a Porta Verta dove abito oggi, Valdagno, eccolo là. Opla! Eccolo qua, perdona le riprese alla mano, ma oggi con le riprese è un po' così. Non sembra neanche proprio tanto gigante, cioè secondo me è poco meno di 7 metri. Bello, porta bassa, andiamo a vederlo. Mansardato ma bassetto anche, insomma, dai, non è alto, no? Quei mansardatoni enormi. Vediamo. Questo consuma manco del tuo? Sì. Forte, bello, sì. Bello. Piacciono i colori, mi piace questo, fare gli interni. Bello, vabbè, adesso non vedi, lo vediamo dopo. Se non vedi nel senso. Guarda che bello, con la finestra scorrevole come la mia, cazzo no, questo è perfetto per me, ragazzo. Porca puttana. Questo è veramente perfetto per me, sai? Manca solo il bombolone GPL e ha tutto. Tutto. Ha proprio tutto. Tutto quello che io vorrei questo. Sì. Vabbè, adesso andiamo a vederlo. Vedere subito sotto il discorso del bombolone, perché qua non vedo spazio. Dietro lo scarico c'è spazio qua. Andiamo a vedere di là. Forza idea. No, di qua non si passa. 2 serbatoi delle acque chiare. Dai, guarda sotto. Op, permesso. Sì, lo spazio per il bombolone c'è là, guarda là. Vedi là in fondo? Anche qua ne ha spazio per il bombolone. Ok. Vabbè, adesso vediamo di contrattare un po', perché a me questo piace. Sì. Adesso vediamolo bene ovviamente, però questo mi piace. Non è 6,80 m, non riesco a capire, non mi sembra grande, non lo so. Che super griglia. Ma tanto bella, è messa distrutta rispetto a questo. Sì. E che mia è andato para poco, questa è una doppiava. Sì, è 30.000 km. Bello cazzo. Bello. Adesso sentiamo. Aspetta, perché adesso avrei un po' di casino in testa. Questo non è il camper che dovevamo vedere, il tipo che dobbiamo vedere domani. Però siccome oggi diciamo eravamo liberi tutti e due, abbiamo detto ma vediamo qua cosa c'è vicino a Padova. Siamo finiti a Valdagno, Vicenza, vabbè. E abbiamo trovato questo. Cioè guarda te il destino. Bello, perfetto. Che ha il letto che sì, diventa castello. Dunque in sé se si utilizza, perché in altri per esempio non lo utilizziamo, e si tira giù e si ha i 6 posti. Sì, dimensione che interessa a me per la bici, perfetta diciamo. Poi sta anche la moto, non so. Sì. Un motore in piccolo sì, cioè dopo ma una moto metti magari a manubrio largo non questa mia. Però sì, l'unica roba è una moto, non so come che sia col carico, quanto che sia il carico, però in moto quando devo mai caricare su bici sì. E sotto sei in alluminio, diciamo. Sì. Sì, non sei neanche a plastica. Sì. Adesso questo qua è una copertura, però. Sì, in alluminio, rinforzato in alluminio. Allora, vabbè, a zanzariera, porta con zanzariera. Gradino integrato, come piace a me. La dinettina è qua, ok. Salto su, opla, permesso. Quello è uno dei letti a castelli, perché sennò c'è la mansarda, sì. Qua che c'è 2 letti qua lì fuori. Questo qua è un tavolino rifatto, però che c'è quello suo, che c'è quello stretto che si incastra giusto lì. Sì. Quello che avremmo anche quello. Però no, ma lo rifarei perché anche nel mio l'ho rifatto. No, diciamo. è grande così in sé. Wow. Sì. Fornello ha 4 fuochi con col forno sotto e scaldavivande e sopra. Lì che c'è il turbovent e sì. apri lì il. Sì, si vede, si vede. Fantastico, qua l'armadietto. Sì, che c'è l'armadietto e sotto gli aghi messe che c'è la truma. Il boiler. Sì. Perché questo va solo con l'impianto di ventilazione e riscaldamento. Allora, questo qua va sul del bastro. Però va anche col gas. Questo fa gas. E qua che riscaldamento a gasolio. Ai. No, ai. Qua che c'è meglio. Allora, recupero acque grigie riscaldata. Le 2 chiare da quanti litri sono? 110 quella
e 80 le altre 110 e 80 qui sotto. Fai circa... È che questo ha solo il due basto, hai capito? Cioè, nasce proprio con solo il due basto, quindi non ha la stufa a gas, ha solo il boiler della truma e basta. Sì. Ah, ok, quindi proprio non è modo proprio, insomma. Capito. I cavoni sono grandini, sì, 2 piani. Posso guardare anche gli altri? Sì, vai. Tipo qua sotto, no, un cassettone bello qua sotto. Qua per mettere tipo le acque eccetera, fa vedere, è bello profondo, sì, bello profondo. Qua immagino le forchette, difatti. Ormai cambi Non idea. vuoi a far degli Qua altro. un altro, fa vedere, molto profondo, bello profondo. Qua c'è il boiler della truma. Beh, aspetta, in più spazio per altra roba. Quindi insomma. E qua posso guardare anche qua? Sì, vai. E l'armadio con le sue mensole, vabbè, casomai da cavarne una per i jeans, la roba stretta, e un bel armadione, insomma, ecco. Qua un altro mega armadio perché chiuderei, giustamente, o tenerlo come letto per appoggiare robe, che ne so io. Posso guardare anche al bagno? Sì, guarda pure. Riprese sempre così. Doppio piatto doccia. Ok. Tira il coso sopra così che c'è luce. Il piccio qua. Sì, ti sposti tutto quanto più a destra. Ok. Codina. Bellino. Perché era in legno? Solo che ho messo confuso con che altro. Questo che è il grande innastante. Bella porticella. Bella isolata. Avendo un furgonami, no? Sì, comunque il resto dai tutto in plastica. Quindi Questo è una famiglia proprio, sto posto. figone. Neanche siamo in due. Il bagno non mi entusiasma, però insomma doccia separata. Grande con congelatore separato. È automatico o puoi switchare te? No, è anche automatico, ti puoi anche switchare. Anche automatico. Vedete che è gas, corrente, batteria, oppure lo metti in automatico, quello primo che ha, lui in sé parte. Bello. Il Dometic. Una che è su Quella è plastica. e altra è che qua. Adesso penso A te passa qua, Mirko. Spassa qua la bomba. le qua mi penso che saranno a cambiare a novembre. Comunque E c'è chi? questa qua è marzo l'avevo messa su e adesso non so dove chiaserà nuova, però è in serie ancora 3 mesi, ti ho detto fa un anno che avevo cambiato a novembre. No, un anno. E te fotti una piastra, te fotti una piastra e battete tutta la vita. Non è carica. Bellissimo però ragazzi, niente da dire. Italia, ci siamo fatti il giretto in quel di Vicenza e niente, il fatto che abbia solo 2 basto a me proprio non va giù, e dopodiché senti come è un canale che prepara le riprese, no? Con l'ambientazione bella dietro, il silenzio, il vento e tutto qua. Vabbè, d'altronde è un canale così. Guarda CP, ciao CP. Ciccia, cosa fai là? Digli CP, non ce l'ha voluto dare a 18.000 euro, voleva 23, perché era 25, l'ha ribassata a 23, vabbè giustamente insomma, però gli ho detto guarda 18 te lo porto via adesso, te li do come vuoi, e vabbè, niente. Prossima volta. Esatto, domani andremo a vedere l'altro che è un semi-integrale, in teoria senza Mirko che deve lavorare, però comunque secondo me questo era molto più bello del semi-integrale che andrò a vedere domani, perché ragazzo questo è ultra accessoriato, cioè che aveva anche il climatizzatore nella cellula, tutto, cioè che, cosa gli manca? Che manca il generatore integrato, basta, il resto è tutto. Vabbè dai, andiamo avanti con Scarosso del Singano che per ora mi regala solo gioie, diciamoci la verità. Gioie, rotture di coglioni quando faccio la doccia, ma solo gioie. Esatto, col momento. Sì, premettiamo, il camper qua appunto era di un meccanico, quindi testimone anche Mirko che ha visto, tenuto abbastanza maniacalmente, ultra tagliandato, controllo infiltrazioni fatto 20 giorni fa, e guarnizioni rifatte, quindi insomma
valeva, quindi sai che eventualmente se te lo vuoi prendere tu, a parte che ora che te vedi sto video che già venduto 3 volte, però insomma dai. Aspetta perché stavamo parlando di Webasto, adesso Mirko deve dirmi una cosa. Webasto. Io avendoli tutti e due ho imparato un trucchetto. Allora, truma ok, stufa a gas perfetta, scalda da Dio, Webasto, essendo a gasolio, è come una caldaia, praticamente fa molto calore presto. Quindi il trucco è, tu accendi il Webasto circa mezz'oretta prima di arrivare in camper e lui ti porta già in temperatura velocemente. Dopo quando tu sei arrivato in temperatura spegni il Webasto, accendi la stufa a truma a 1, a 2. Sì, ma lui non aveva neanche la truma, aveva solo Appunto. Webasto. Quindi... Ma quando ho detto stufa truma e Webasto sarebbe... col bombolone GPL, Col bombolo cazzo. GPL, Fai ottimo. qua, fissami del bombolo GPL. No, se no mettagno questo, scusatemi ragazzi, ma pieno inverno, 1,20 € al giorno massimo, inteso, frigo acceso H24 a gas, boiler per le docce, lavare i piatti, eccetera, eccetera, e i fornelli e riscaldamento acceso quasi H24, H22, H21. Insomma. Guarda che bei posticini però ragazzo, guarda che roba, è un peccato che sì vabbè avevamo un po' di fretta, insomma siamo andati a vedere il camper, però veramente bei posticini, eravamo dove Mirko? Valdagno, provincia di Vicenza, hai tante belle cosine se leggi, chiesette, castelletti, passeggiate, c'hai anche le piccole Dolomiti, no? Che sono delle colline dove fare la camminata, un giorno ripuntinerò anche da queste parti qua. Bello però, dai, guarda col trattore là, che è rosso e verde, guarda che pandan con l'ambiente circostante, dai, dite no, non guardare case a destra, guarda a sinistra, là, qua te la guarda, là. Porca troia ragazzo, guarda camper, a 3 piani, porca miseria, dove cazzo siamo? Zona Vicenza. Zona Vicenza, ascolta capo della concessionaria Zona Vicenza, se te vuole un bel video dei puntini del mondo, ci mancingano che organizziamo una roba fatta puito, come diceva altri, magari senza parolacce, una roba fatta con fiade del buon senso, insomma con fiade quel che si dice. Beltrani te dici? Signor Beltrani, dai, ci mancingano, dai che organizziamo. Guardo per sicurezza. Sì, no, è chiuso, non siamo andati a dare una sbirzata perché è chiuso oggi, sì. Quello è tipo lunedì, no? Sì. Sì, che lunedì è giorno di chiusura. Al Lidl là, via Lidl. Vabbè, CP, digli. Allora, praticamente niente, noi abbiamo visto quei camper lì, no? Però il camper è come una femmina, deve farsi innamorare, hai capito? Cioè in realtà quello non mi aveva preso, mi aveva solo molto interessato per quanto riguardava la sua ricchezza di accessori, sai, climatizzatore, tutto quanto, però dopo una volta dentro l'ho visto un po' vissuto, il legno che non era proprio il massimo e non mi è piaciuto tanto, a parte che vabbè comunque non me lo dava per i pipini che volevo io, vero Emi? Ecco, si è girata dall'altra parte, vedi la collaborazione canina che ho io. Vabbè, io continuo sempre a trovare difetti e stradifetti ai camper, quelli che non hanno difetti costano tipo il doppio del mio budget, hai capito? Quindi vabbè, adesso domani andiamo a vedere appunto un semi-integrale, anzi 2 semi-integrali forse, se un tipo mi risponde, uno è un Renault, l'altro è un Ford, vediamo. Sono anche stufo, perché fa su video così da stufo? Cioè no, Yuri non sta a fare video, no, ma era per aggiornare, dai, per raccontare che Singano è andato a Vicenza, adesso è a Padova, è sotto il Tempio delle 7 Chiese, che è molto bello, avevo già puntinato, vatti a vedere la puntina se non l'hai vista, mentre se l'hai vista non serve che la guardi, a meno che non hai l'Alzheimer, allora in quel caso sì, vai a rivedere la puntina, perché... Oh, neanche il cimitero che acqua, porco cane, sono qua tutto accaldato, digli CP... tutto in petaiz, come si dice da noi, che sarebbe diciamo un po' appiccicoso dal sudore, no? Dice i distributori e manco al cimitero. Adesso che cazzo, cos'hanno qua? Molto probabilmente perché è pieno di zingari, no? Dalle parti di Padova, e quindi chi ha i rubinetti li chiude, perché di fatto i rubinetti ne ho trovati ma erano chiusi. E 12 distributori, è chiuso anche questo, ma occhio cosa ti insegna Singano, Occio? C'è sto attacco strano, però funziona. Allora guarda cosa che ti insegno io. Allora, nella mia cassetta magica degli attrezzi acquatici, oltre alle mie 2 gomme estensibili, adattatori eccetera eccetera, guarda cosa che ha fatto il Singano. Guarda, vediamo un po' spazio, ok. Vediamo se funziona. Paura che è fino. Infilandoglielo dentro e dopo qua mi ci attacco la gomma, no? Tac. E si potrebbe fare, magari tenendolo duro.
E voilà, che metterai i suoi tempi, però insomma dai funziona.